Buongiorno, appunto io sono Marzia Taschetto, la responsabile del territorio e delle attività che si fanno sul territorio. Proprio oggi, con oggi, termina il tour de force di quasi 2 mesi dedicato alla raccolta firme in appoggio al ricorso presentato dal nostro presidente a CEDU. E noi in questi 2 mesi siamo stati presenti sul territorio con più di 70 gazebi. E poi, senza contare le postazioni fisse che c'erano comunque nelle diverse attività, perché ognuno di noi ha messo a disposizione la propria attività per permettere alle persone che non accedono a internet, non usano internet, di votare, di firmare, scusatemi. E queste nostre uscite domenicali, oppure anche infrasettimanali, sono state possibili grazie al contributo e al lavoro dei coordinatori e degli attivisti che ci sono in tutto il territorio. Sono servite soprattutto a rincontrarvi, a tornare a contatto con voi, perché effettivamente, come ha detto anche Mauro, per un periodo avevamo anche altro da fare e ci siamo dedicate ad altre attività. Adesso siamo ritornati sul territorio e abbiamo scoperto e capito diverse cose. Voi, voi e la stramaggioranza dei veneti, sperano nell'indipendenza, magari, però una piccola percentuale è disposta a mettersi in gioco, a uscire con noi, a farsi vedere, a esporsi, a dire vi do una mano, ok, ci sono, cosa facciamo, cosa devo fare, come lavoriamo assieme. Una ancora più piccola percentuale di cittadini dice ok, facciamo i gazebo e poi cosa dobbiamo fare ancora? Posso darvi una mano in altre attività? Cosa state facendo di bello, di nuovo? Cosa state facendo per noi? Cosa possiamo fare noi per voi e per gli altri? E la percentuale qua appunto si riduce ancora di più. Però c'è un grande senso di ammirazione per chi è fuori. Bravi, vi ammiro, complimenti. Noi non abbiamo bisogno di complimenti. Sappiamo il valore del lavoro che facciamo, tutti gli attivisti lo sanno. E tutti i coordinatori sanno dare valore al lavoro che fanno gli attivisti. E il presidente ancora di più. Noi siamo coscienti del lavoro che stiamo facendo e abbiamo fatto anche un percorso abbastanza importante per arrivare a questo, sì, perché come voi, anche noi siamo comunque volontari. E le 3C che nominava prima Mauro, questi passaggi li abbiamo fatti anche noi. Conoscere, informarsi, arrivare a capire perché, farli nostri poi questi principi, perché tu puoi conoscere tante cose, ma poi devono entrarti dentro e devi avere la capacità di trasmettere agli altri. Questi passaggi li abbiamo fatti. Siamo coscienti di quello che valiamo e di dove vogliamo arrivare. E li stiamo trasmettendo tutti i giorni a voi. E siamo disposti ancora a farlo, perché non è che con oggi terminano le nostre uscite sul territorio, anzi continueranno l'oltranza. Non ci ritireremo, noi andremo avanti. Sta a voi decidere adesso se iniziare a mettere in pratica quel po' di conoscenza che avete e volerla fare crescere anche. Dovete avere la curiosità di conoscere sempre più cose e farle vostre. E dopodiché là vi scatterà la molla che vi dirà voglio anche darle agli altri, condividerle. Adesso sta a voi decidere. O rimanete fermi nel vostro nido e purtroppo comunque rimanete tra i perdenti, oppure mettervi in gioco, che questo è il momento di mettersi in gioco, e risultare tra i vincenti. Buon lavoro a tutti!